permanenza qui a Foligno si sta purtroppo avviando alla conclusione. La Regione Veneto ci ha dato la possibilità di vedere esposti i propri prodotti, prima alla bottega, ma ci ha dato anche l'opportunità di assaggiarli. Infatti ci troviamo all'interno della locanda veneta, questa splendida locanda medievale, ma grazie a chi abbiamo potuto assaggiare i piatti tipici del nostro territorio questa sera? Grazie a tutti questi ragazzi che vedete qui attorno a me. Loro sono di due istituti alberghieri, quello di Adria, giusto? Sì. E abbiamo anche la rappresentanza di un altro istituto, quello di Verona. Di Verona. Cominciamo da quello di Adria. Intanto, in quanti eravate? In quanti siete per questi primi d'Italia? Siamo in 12, 6 di cucina e 6 di sala. Ascolta, come è andata? Quante sono state le persone che avete dovuto gestire questa sera? Che sono state, mi sembra, abbastanza. Questa sera 400, divise in 3 turni. E adesso chiediamo ad un cuoco invece, quali sono stati i piatti che ci avete fatto assaggiare e quanti chili di riso avete cucinato? Molti chili di riso, i piatti sono stati, polenta, risotto con il radicchio di Treviso e Monte Veronese, il formaggio, sì, e poi quello... come si chiama? Vediamo chi lo sa aiutare. Un altro uomo. Il tastasale. Che cos'è il tastasale? Spieghiamo agli amici a casa che ancora non lo sapessero. Un risotto al tastasale tipico del veronese. Bene, grazie. Allora, Veronica, giusto? Tu sei di che scuola? Me lo ripeti? Dell'Istituto Commerciale e Linguistico Inaudi di Verona. E qui di che cosa ti sei occupata? Del ricevimento, non in questo posto ma alla locanda veneta. Che esperienza è stata? Era la prima volta che venivi qui Sì. a Foligno per Primi d'Italia? Sì, era la prima volta, io e le mie 3 compagne abbiamo fatto una nuova esperienza ed è stato molto divertente. Bene, ringrazio tutti i ragazzi. Io mi intratterrei volentieri ancora un po' qui con voi, ma purtroppo ho un appuntamento, devo andare a Jesolo velocemente, quindi amici, io direi di fare un bel brindisi per i Primi d'Italia. La bottiglia è pronta, mi pare i bicchieri anche, i ragazzi ci sono tutti. Bene, attenzione ragazzi, venite qua, datemi i bicchieri, datene uno anche a me, grazie. Oh, ecco qua, brindiamo con che cosa? Brindiamo Con che cosa brindiamo, Gabriele? È un vino della Valpolicella, è fatto con la Molinara ed è un rosé spumante, è straordinario. Un rosé spumante che tanto va a avere in questo... Il vigliacco. Esatto. Venite qua, torna a me, venite. Pronti? Evviva! Viva l'alberghiero, viva i Primi d'Italia, amici, restate con noi perché Verde a Nord continua. E un grazie a Ferro.